oggi abbiamo un carissimo amico qui come ospite e sindaco di San Damiano, Guido Dussin. Ciao Guido. Ciao Bruno. Noi ci conosciamo da tanti anni e per me, ti dico molto onestamente, oltre che ad essere un grande piacere, un onore ricevere un sindaco che ha fatto della sua città un fiore all'occhiello del territorio. Tu hai fatto il sindaco dal 95 al 2004, dopodiché hai fatto un periodo in Parlamento, hai portato le nostre esigenze in Parlamento, sei riuscito a fare del bene al territorio lavorando a Roma, con grande difficoltà penso, ma ce lo racconterai tu, ma oggi quello che è importante è che tu sei rientrato nel territorio e stai lavorando ancora per il territorio, pur non avendolo mai lasciato, penso. Sì, è vero. Ci stiamo impegnando, speriamo di fare il meglio che la gente si aspetta e quindi io confido nel reimpostare l'azione amministrativa per quel che mi riguarda, nel senso che un tempo le norme erano ben diverse e quindi si operava direttamente, adesso abbiamo troppi vincoli, se vuoi, abbiamo tantissimi, ecco, e quindi bisogna cercare di evitare questi vincoli e proseguire in un'azione di sviluppo comunque, seppure l'azione di sviluppo dalle nostre parti diventa difficile proprio perché il sistema si è un po' impacchettato, soprattutto le norme non sono solamente tante, ma sono anche tanto sbagliate. Interpretabili e difficili. Sì, quindi c'è una difficoltà diversa e quindi cerchiamo di aggirare questo per creare ancora un po' di sviluppo. Ecco. A me è rimasto impresso in occasione dell'incontro che abbiamo avuto l'altro giorno, sono venuto a trovarti, per caso poi ti ho incrociato e mi è rimasta, dopo una mia osservazione, mi è rimasto impresso quello che tu hai detto. Io ho detto, ma è già 1 anno e mezzo che sei tornato a fare il sindaco del tuo paese, della tua città, e ti sentiamo poco. Diciamo che sulla stampa sei poco presente. E tu mi hai risposto, perché io lavoro all'interno dell'amministrazione e questo mi ha fatto veramente bene, perché vuol dire che sei come si può dire, di quelle peculiarità del territorio che noi vogliamo divulgare con la nostra associazione Veneto Globe, tu fai parte di queste perché sei un prezioso elemento, tassello per il territorio. Grazie. Grazie a voi, ma penso che sia doveroso far così perché è talmente difficile oggi e quindi il voler essere protagonisti solo per il gusto di apparire non fa più per la mia storia, nel senso che quello che dovevo dare ho dato, adesso spero di concretizzare alcune cose importanti per la mia realtà, ecco, che poi è la nostra realtà. Perché San Damiano comunque potenzialmente è una realtà strategica anche per tutta la sinistra Piave, quindi quello che viene fatto bene da me va bene anche per gli altri, oppure viceversa, ecco, quello che viene fatto bene a Conegliano, i comuni limitrofi e miei, ecco, poi tutti noi ne beneficiamo. Ecco, un Dussin che pensa alla sinergia con i comuni limitrofi, questa è una bella cosa, questa è veramente importante perché... È difficile anche questo, è difficile perché qui le realtà sono variegate, sono cambiate tante amministrazioni, tanti sindaci, quindi ognuno pensa con la propria testa e magari ognuno rispetta delle logiche particolari. Ecco, io cerco di far attivare i miei ragazzi nell'esterno e io seguire la parte più interna che secondo me in questo periodo è la più difficile. Un tempo era l'opposto, adesso bisogna cercare di
capire e interpretare bene quella che è la nuova burocrazia e il nuovo sistema centralista che sta ancora di più soffocando le realtà comunali. Ecco, l'obiettivo è sicuramente quello di voler eliminare le autonomie, e proprio per questo bisogna saper resistere nel modo giusto senza creare sprechi o quant'altro, o cose negative, e attivarsi per far sì che l'autonomia, quella territoriale, che è sempre stata la più vivace, la più sana, la più generosa, ecco, possa dare ancora tante risposte, pur considerando quelle che sono magari le economie date dal macrosistema. Quindi io non escludo che alcune economie possano venire anche dal macrosistema, però certo è che piccolo comunque è ancora conveniente, secondo me. In alcune realtà bisogna ovviamente modernizzarsi, anche noi enti locali, ma questo penso che stia avvenendo e sia avvenuto nella nostra realtà, ad esempio della sinistra Piave. Ecco, prima di entrare nell'argomento che più mi sta a cuore, perché io ho visto a San Damiano realizzato qualcosa che è veramente speciale per il territorio, e dopo ne parliamo. Vuoi raccontarci un po' della tua esperienza in Parlamento o no? Io avrei piacere, perché così ci racconti come la si vede da lì. Io sono partito neo sindaco, era un anno che facevo il sindaco, e quindi probabilmente mi era messo in mostra in quegli anni con l'attività nel comune, e venni scelto per partecipare alle elezioni del 1996, e poi venimmo eletti tutti quanti, quindi era un momento particolare, quindi la nostra compagine rappresentò al pieno, anche con il sistema elettorale di allora che ci favoriva, rappresentammo al pieno, ecco, tutto il nostro territorio, la provincia di Treviso in modo particolare, così come Vicenza d'altronde. Arrivai giù e quindi intimorito da tutto l'apparato mastodontico, iniziai a capire un po' com'era l'attività, e le prime operazioni che si facevano per il territorio avvennero nella prima finanziaria, ma ancora eravamo giovani, e subito dopo invece imparammo, che io ero in Commissione Lavori Pubblici e Ambiente, e si imparò come a introdurci dentro gli alberi della finanziaria in modo particolare, o dei provvedimenti specifici per riuscire a portare a casa qualche finanziamento per la nostra realtà. Le cose poi sono andate abbastanza bene, perché avendo reiterato questa esperienza fai un po' così, impari il mestiere, come si suol dire, fra fare il sindaco e fra fare il parlamentare, ecco, contemporaneamente, ecco, che riesci a interpretare al meglio la nostra realtà, e quindi l'impegno per la 28, la circolazione, quella che adesso si sta costruendo a Vittorio Veneto, poi lo stralcio, ad esempio, della circolazione di Treviso, fra le cose più importanti, o meglio ancora, era il passante e tutte le operazioni su Venezia che noi allora seguimmo. Erano gli anni della viabilità, dove si dovevano dare risposte a tempi più snelli alle nostre aziende, e quindi abbiamo lavorato molto su questo, sull'infrastrutturazione, sulle cose grandi e mastodontiche che allora andavano portate avanti, e sostenemmo questa linea. Questo era un po' principalmente il mio compito. Dopodiché tutte quante le attività magari per minori, per altre realtà, ecco, venivano seguite puntualmente. Niente, il tutto passò sia attraverso governi nei quali noi eravamo in maggioranza, oppure l'opposizione, ma nel momento in cui hai imparato alcuni provvedimenti siamo riusciti a farli passare proprio anche con l'opposizione, perché poi la fase emendativa ti dà l'opportunità e la possibilità, se ti sai proporre e rapportare bene con i tuoi colleghi di Commissione e Parlamento. Ecco, non ho avuto mai difficoltà, ho finito, ho fatto il segretario d'aula, ma diciamo che i rapporti all'interno del Parlamento erano fluidi, ho sempre avuto un buon rapporto con tutte le componenti, tant'è che un po' tutti me l'hanno riconosciuto, perché ho
questa capacità di dialogo con gli uni e gli altri, non ho mai settorializzato o escluso. Io so che del buono c'è un po' ovunque, quindi bisogna saper trarre le migliori cose dalle varie realtà. E quindi anche dai tuoi colleghi ci sono risorse nord, sud, destra, sinistra, le quali puoi far sempre leva e quindi trovare ampio. Quindi molte volte sono stato anche sostenuto anche da chi mi era, diciamo così, politicamente oppositore, ma poi di fatto lì vivi insieme da mattina a sera, quindi è un rapporto vero, reale, amicizia. Nelle realtà locali, pur di darsi un tono, qualche volta ci tende un po' ci si tende a contrastare maggiormente, che è una ignoranza, è una banalità, perché poi tu devi pensare di fare il bene comune, quindi ecco. Il Parlamento è più facile, ci si dà del tu, si è amici, si mangia insieme, si convive insieme, quindi diventa molto più facile. Ecco, più in su si va, più facile è. Ecco. Ah sì? Sì. Io pensavo fosse più difficile. Io vedo alcune, anche nelle realtà, l'ovvietà, no? Cioè l'ovvietà è ovvia, mentre da noi non è più ovvia, è solamente parte, no? E invece bisogna essere un po' più sereni nel fare attività politica, o meglio la nostra che è l'attività amministrativa, e quindi si può concretizzare il proprio pensiero. Questa è una bella cosa, però avremo modo di parlarne ancora, perché io ti faccio fare una promessa adesso, spero che ci siano ancora dei momenti come questo, che facciamo una chiacchierata e possiamo così portare a conoscenza dei cittadini e del territorio quelle che sono le difficoltà amministrative, quelle che sono anche le caratteristiche delle amministrazioni, e mi è piaciuto moltissimo e mi piace molto perché tu lo dici spesso, l'obiettivo è il cittadino, non sono altre cose, l'obiettivo è il cittadino, il bene e il benessere del cittadino, questa è una bella cosa. Certo, altrimenti non ha senso, perché è chiaro che ognuno trova le proprie motivazioni per fare un qualcosa. Io credo che quando riesco a dare una soluzione che anche se non condivisa inizialmente, ma in una fase successiva viene condivisa dalla stragrande maggioranza, ecco, ti dà tanta soddisfazione, e quindi trovi la tua vera e reale motivazione per fare quello che stai facendo in modo pubblico, no? O per il pubblico. Sono contento perché più volte abbiamo ottenuto tanta soddisfazione da quello che abbiamo fatto, no? Un po' tutti quanti, quelli qua della nostra zona, perché è una zona ricca di idee, di tanto buon senso e anche di elevazione, ecco, nei confronti del cittadino stesso. Credo che tutti i nostri compaesani o concittadini debbano essere posti al centro, e per porli al centro il miglior modo è quello di elevare soprattutto i servizi. Dopodiché, se riusciamo a dare anche risposte per quello che può essere il mondo produttivo indirettamente, con l'urbanistica, con i lavori pubblici o quant'altro, va bene, ma abbiamo un primo compito che è quello di garantire i servizi primari, e nel momento in cui facciamo questo, ecco che tutte le famiglie, gli anziani o i bambini, piuttosto che il disabile e quant'altro, ecco che abbiamo creato qualità della vita, e questo dà ampia soddisfazione, e quindi ti senti realizzato, e quindi quello che fai lo fai ben volentieri e hai una tua giusta motivazione. Io trovo sempre tante motivazioni da quello che faccio. Allora, adesso veniamo al punto. Io l'ho scoperto l'altro giorno, naturalmente, perché ho frequentato poco San Vendemiano negli ultimi tempi, una struttura che mi è piaciuta moltissimo, e penso che sia dovuta alla grande volontà tua e della tua amministrazione. Ho visto un palazzetto del ghiaccio stupendo, veramente bello, e che si può prestare a tantissime iniziative che tu hai già portato avanti, e che coinvolge la cittadinanza, che porta non solo i tuoi cittadini a frequentarlo e vedere quelli che sono gli eventi, quelli che sono gli eventi che tu vorrai portare là, ma anche molte persone
dai comuni limitrofi, ma anche fuori dai comuni limitrofi. Sì, la passione per lo sport c'è sempre stata. Io ti racconto questo, e magari lo racconto oggi, ma tanti lo sanno. Ho avuto la fortuna e sfortuna, no? Perché nacque così che venni a giocare a basket a Conegliano. Venni a giocare a basket con Tony Falai. Tony Falai è stata un'istituzione, certo. E a me ha dato moltissimo, un momento particolare della mia vita, perché poco dopo che avevo iniziato mancò mio padre, quindi lui fu una figura di riferimento anche fisica, proprio con questo 170-180 kg. La sua motoretta sotto di lui che non si muoveva quasi. No? Però ho visto fare sport ad alto livello. Noi eravamo i famosi del 59 che se non si arrivava a secondi si arrivava a terzi alle regionali. Io ero comunque fra i 10, ma non ero fra i più bravi, ma facevo parte di quella squadra e ti sentivi far parte di quella squadra. E lì iniziò la passione per il mondo dello sport. Nacque perché a San Damiano volevano farmi fare il portiere, io non volevo fare il portiere, e quindi subito dopo andai a iscrivermi a basket a Conegliano. Ma io ho trovato istruttori e compagni che mi hanno dato la carica per capire cosa voleva dire fare sport. Questo ho cercato di trasferirlo negli anni successivi a San Damiano, realizzando le strutture, le infrastrutture e anche dando l'opportunità alle società sportive con impianti gratuiti, con sostegno finanziario, con strutturazione, con manifestazioni, eventi di tutti i tipi e su tutte le società, perché da noi sono passati tantissimi campionati italiani, se non tappe del Giro, piuttosto che altre manifestazioni, abbiamo avuto campioni del mondo e quant'altro. E quindi negli anni precedenti, quando ero vice sindaco, con Sonia Bescaccini si parlava sempre di fare una pista di ghiaccio. Era da anni, l'avevo vista a Belluno, sempre mobile davanti alla prefettura, e mi sarebbe piaciuto realizzarla dalle nostre parti e non si riusciva. Quell'anno che finì l'amministrazione, che io comunque sostenevo Sonia, loro partirono. Stavo per arrivare il mio primo bambino e quindi non riuscii ad andare a Vienna con loro a vedere una struttura mobile. Partirono, ebbero sempre il mio sostegno e poi l'abbiamo sempre più ampliata e sostenuta. Quest'anno abbiamo fatto un salto di qualità enorme, nel senso che abbiamo messo parapetti nuovi, la rasa ghiaccio nuova, tutta una pavimentazione poi per il fisso, rotelle o in linea che si potrà fare, e l'abbiamo anche ampliata. E proprio per partire siamo partiti tanto con un grande evento, ma che sicuramente verrà reiterato e verrà reiterato anche nel prosieguo, non solamente su ghiaccio ma anche sulla pista in cemento per l'attività su rotelle o in linea, oltre al pluriuso. Ma questo è un esempio, nel senso che poi ecco, bisogna credere all'attività sportiva, perché comunque noi la domenica abbiamo i ragazzi dentro gli impianti, sabato e domenica, nei fine settimana o a Natale, e al mattino abbiamo le scuole di tutto il territorio. Forniamo i patini, l'istruttore, non gli forniamo il trasporto, però a quelli comunali sì, gli diamo il trasporto ed è tutto gratuito. E vedo che le insegnanti di motori e educazione fisica sono molto contente, e quindi si sta facendo un bel lavoro, e quindi tutti fanno dell'attività fisica ma anche socializzano insieme nell'ambito dell'attività sportiva. Anche la domenica, sabato, domenica o nei giorni feriali, quando sono le vacanze, i ragazzi restano impegnati fra di loro, e questa è una vita sociale molto sana e molto utile, che secondo me fa tanto bene. Il Comune investe molto in questo. Noi investiamo, però di fatto poi abbiamo anche un'associazione collaterale che trova degli sponsor, delle altre risorse, e poi c'è anche un biglietto d'ingresso durante la giornata, e quindi riesce a finanziare tutta l'operazione. Certo il Comune anche sostiene, però siamo convinti che questa sia una buona risposta per tutto il territorio. Ad oggi non abbiamo ancora coinvolto appieno, quest'anno abbiamo coinvolto le scuole, parecchi hanno aderito, dalle materne fino all'ultimo anno delle materne fino alle medie, ma anche le superiori Conegliano vengono giù.
Confido, ecco, di fare un buon lavoro il prossimo anno, un lavoro di territorio, in modo tale che tutti possano usufruire della pista che il mattino e il primo pomeriggio noi non utilizziamo, possa essere uno strumento in forma gratuita a disposizione di tutta la nostra area. Guido, c'è una filosofia che ci unisce e che contraddistingue comunque chi ha passione per lo sport. Io ho sempre sostenuto che l'investimento sui giovani e nello sport realizza una società migliore. E allora cosa c'è di più bello che sentire l'odore acre del sudore all'interno di una palestra dove vedi che i ragazzi con grande passione si spaccano le ossa, ma metaforicamente, no, non nel senso fisico, per arrivare a dei risultati. Cosa c'è di più bello che quello, oppure vedere delle scuole, delle società sportive che sviluppano la loro attività nelle palestre? Lì vedi la gioventù del futuro, perché purtroppo c'è stato un periodo che la gioventù del futuro era invece per strada sulle scalinate dei comuni a chiacchierare, a fumare, a non realizzare la propria passione nelle palestre. È vero? Sì, è giusta la filosofia sulla quale bisogna investire e noi lo stiamo facendo. Io sto abbassando di molto l'età di ingresso dei giovani atleti, dei giovani ragazzini che vogliono fare sport, e abbiamo invitato appunto le scuole materne a partecipare a questo. Abbiamo l'adesione delle nostre scuole materne, ma anche di San Fiore e altre realtà, perché sono altresì convinto che le regole dello sport siano regole sane e siccome sono proprio regole danno un'impostazione buona al ragazzino. Tante volte questo non avviene nell'ambito scolastico, che insomma ecco, a livello scolastico da noi è buono, e tante volte non succede all'interno delle nostre famiglie, quindi tutti insieme ci si aiuta, scuola, famiglie e mondo sportivo, ci si aiuta per far crescere, oltre che la società in generale, però questi tre pilastri ecco, sono quelli che sorreggono la pianta giovane, e allora bisogna abbassare l'età e riuscire a far accedere allo sport. E ci sono degli sport che sono predisposti per questo. Il patinaggio, sia quello a rotelle che quello su ghiaccio, sono fra questi. Il nuoto sicuramente è in primo ordine, però questo è anche uno sport che si può fare anche di squadra. E su questo investirò non solamente sul patinaggio artistico, ma investirò anche su quegli sport sui pattini di squadra, perché ci sono degli sport stupendi di squadra che tipo il rugby, no? Faccio per dire, assomiglia molto al rugby, che non mettono in competizione il bambino solo e esclusivamente per un risultato fin da subito, ma ci sono queste maglie miste, eccetera, che funzionano molto bene. Quindi nell'ottica dell'educazione. L'hockey a rotelle, l'hockey su ghiaccio, eccetera, va benissimo se arriveranno. Ci va bene l'artistico perché dà la possibilità di concretizzare o da singoli o in gruppo le varie realtà, e qui noi siamo ben ricchi perché siamo nel cuore, provincia di Treviso nel cuore del patinaggio mondiale. E poi le altre realtà che abbiamo nel mondo dello sport, ecco, anche là calcio, basket, pallavolo e quant'altro, tutti quegli sport là si sono abbassati come proprio ingresso alla loro attività sportiva, quindi iniziando prima, ecco, raggiungiamo maggiori obiettivi. Se questo avviene come sta avvenendo in collaborazione col mondo della scuola, ecco che facciamo crescere sia il mondo sportivo che lo stesso mondo della scuola, e quindi daremo maggiori risposte alle famiglie. Io penso che sia più onorevole il Dusin di oggi che l'onorevole di ieri che era in Parlamento. Non per niente, certamente era onorevole ieri, ma è onorevole ancora di più oggi perché si occupa del territorio a 360 gradi e vive il territorio come un sindaco dovrebbe fare. Io spero
che tu possa ancora essere qui con me e parlare dei giovani, parlare del futuro della nostra società, perché è importante. Ti ringrazio per questo intervento, ti do appuntamento alla prossima volta. Grazie. Ciao Guido.